Allora ho visto Carmelo da tanto tempo lei abita qui. Le segreterie ci veniva a cogliere Babbaluci quando era picciottiera, in cantaloncine e a toy nudo. Anch'io da piccolo giocavo con le tartarughine nella laguna, sa. Guarda scendissimo qua, Volevo portare l'acqua da ma Venezia. con quale idea scendissimo? I pigliavi i terrenosce? Certo siamo scesi per sostituire alla prateria un qualcosa che noi conosciamo bene, una grande laguna dove mettere tutte le specie Di animali. quanto sono ogni metrezze, chissà la mia idea di prateria. E pure i piranha, i coccodrilli vanno bene qui, sa. Guarda ve le potete tornare nella laguna, perché qua non c'è niente da guardare. Guardi, noi abbiamo creato il museo, per voi abbiamo pensato al profeta Isaia come progetto di contenimento. Qua ci veniamo a russare che in Christ. Qua noi mangiamo tutte salsiccia, signore, che in Christ. E voi venite per che cosa? Per mangiare la granseola? Noi piacerebbe creare un piatto tipo la granseola con l'anciova e con le sarde. Noi le lumache le teniamo come animali da compagnia in casa, le portiamo dal veterinario pure, sa, teniamo così. Per quanto mi riguarda, ve le potete tornare pure benissimo. Perché qua non c'è niente per buono, capisci? Guardi, noi saremo pure meno, ma sappiamo andare sott'acqua e nuotiamo bene. Non ci fermerete così. Caccia a mettere campo a Babbaluci, cacuocciole e pomaroro. E basta, ma che è so puoi dire? Ah, ci prendete a calci, non sedere morsi, ok? E noi vi tiriamo le trecce e vi sputiamo. E ti Tu sei avverto. convinto? Noi siamo più assai guardi, non l'avevi visto, stai attento. Ma guarda, io ti avverto che stanno in laguna, noi siamo sempre raffreddati, abbiamo il catarro, ve lo possiamo portare qui. Ti mi chiama mozzecone e capoci in collo su una fritta. Non ci fate paura, noi stiamo gli amici di un artista. Noi avevamo i fion lime e tutte cose. Sa ancora come parte. Perché ora mi sta incazzando? Picchialo prima. Beh, guarda, noi siamo amici di un grande artista, il Doge Dario Argentini. Quel signore che ha inventato la confraternita degli scantati. Quelli lì adesso sono tutti insieme, fanno un gruppo assieme e hanno un gran potere. Faccio la tissata. Sono anche se sono scantati, hanno un gran potere. Tutti insieme. Possono... Inutile che ti metta la faccia del paitino. Perché se solo uno la laguna e basta. I zanzare arrivano qua. Noi le zanzare le teniamo come cuccioli, come dei piccoli animali per noi. Non ci fanno neanche un po' di spavento, non ci fanno scantare. Come dice il signor Argentini. E quanto per le guarda abbiamo chiuso. Va bene, se lei pensa così, Pure squista è chiuso e basta. E calo fuori. suca.